Allora, Teo molto probabilmente sì, perché per quanto riguarda Teo non era un infortunio, ma più un problema suo personale, non Ah, fisico. ok. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Amici bellini, e finalmente abbiamo l'onore di avere Asia Gallo qui con noi su questo canale. Voi lo sapete, io l'ho inseguita, forse non lo sapete, ma insomma l'ho inseguita spesso. Non è una questione di quote rosa, è una ragazza che capisce di calcio e per me è una priorità. Quindi ben venga Asia, trovate tutti i suoi link di Instagram giù in descrizione. Salve a tutti, per chi non mi conosce, piacere, per chi mi conosce, rieccomi, appaio sempre. Allora Asia, io ovviamente ti chiamo per parlare del Milan, questo video va in onda ovviamente sabato, quindi siamo in piena prepartita e voglio sapere del Milan, ma la notizia adesso che registriamo, il mio cellulare sta scoppiando perché è la notizia del momento è che hanno rinviato di nuovo Juventus-Napoli e volevo una tua reazione a caldo da esterna, ecco. Allora, io l'ho saputo adesso e sinceramente non so più che dire, cioè sta partita ormai si giocherà a questo punto o la giocano a subbuto gli allenatori e chi vince vince? Esatto, qualcuno proponeva facciamola a FIFA, insomma, vediamoci online. Esatto, perché no, basta, cioè diventa imbarazzante la situazione. Sta veramente diventando imbarazzante e nei commenti in mezzo agli amici si sbizzarra, non lo so dire, Bizzarro. Si divertiranno. si divertiranno moltissimo a commentare la cosa perché giustamente il Napoli aveva una settimana pazzesca tra Milan, Juventus e Roma, tutte una dietro l'altra, però la Juve ha parecchi infortunati, viene da un momento, se vogliamo, un momento no dopo l'uscita della Champions, quindi credo che tutto sommato convenga ad entrambe le squadre allontanare un po' questa sfida. Sì, quello sì, però diventa un problema quando vai a guardare la situazione di classifica, perché ancora non riesci a capire bene come andrà a finire. Da una parte mette Pepe al campionato, perché ancora non sai quei 3 punti chi li piglia. Mhm. Da quell'altra però ti guardi intorno e dici ok, ma se quando la giocano la Juve al top e il Napoli ha problemi, il problema arriva poi per il Napoli, o O viceversa, il viceversa. Napoli è al top e la Juve gli manca mezza squadra, come la giocheranno sta partita? Si giocherà, la gioca Agnelli. No, comunque è chiaro che in conclusione, comunque vada, questa è una partita che sposta dei punti e non è la stessa cosa giocarla prima o dopo perché all'epoca noi stavamo magari più in forma, dopodiché è cambiata assai la percezione del Napoli nell'ambiente. Ora te lo dico io dall'interno, il Napoli all'epoca era in fiducia e stavamo belli contenti anche dell'operato di Gattuso. Adesso Gattuso insomma è sotto la graticola, sotto i riflettori per alcune prestazioni non ideali. Ma passiamo al Milan. Io Mm. mi sono divertito a fare una sorta di telecronaca live sulla vostra partita di Europa League, mi sono divertito e ho visto un Milan che in formato europeo si fa sempre rispettare, Sì, un Milan in formato più che europeo ristretto, vero? perché ci siamo presentati con gli 11 in campo, due portieri in panca e 5 cambi, contati. E addirittura non per tutte le zone del campo. Cioè, Esatto. a centrocampo avevamo un cambio solo Tonali che non era in formissimo. Sì. Quindi ci siamo presentati con, citando Adani, la garra. Non abbiamo avuto paura, nonostante fosse stato il Manchester e noi fossimo a pezzi, perché mancavano quasi tutti i punti di riferimento della squadra. Ci siamo presentati con una voglia, una rabbia di mangiare il campo proprio che mi ha stupito quasi, perché non me l'aspettavo sinceramente. Assolutamente sì, e infatti ad un certo punto abbiamo visto che sì, passare trequartista praticamente nella zona perché non c'erano altre soluzioni, bisognava mettere delle forze fresche, ci sono anche gli impegni che arrivano e quindi Pioli se l'è gestita secondo me bene, è giusto anche se in extremis il gol di Kier vi dà almeno un punto per quello fatto vedere, poi il Manchester un paio di occasioni clamorose le ha avute, però anche loro insomma stando in casa loro potevano fare qualcosina in più nonostante le loro defezioni.
Ma io penso che comunque la differenza in questa partita l'abbia fatta che sì. Oltre a Pioli che comunque ha fatto dei cambi oculati, perché quando ha tolto Diaz per Tonali gli ho detto va bene, e chi ci va a fare trequartista? Esatto. Perché lì dice, ok, sti cambi all'Allegri non l'ho ancora capiti. Mm. Poi però ho riguardato e eravamo passati a un 4-4-1-1 di base, con che sia a quel punto lì era libero di giostrarsela meglio a livello proprio di zona. E nel secondo tempo, gli ultimi 20 minuti, ci siamo ripresi a pieno come nel primo tempo. Abbiamo sofferto molto, molto meno. Un Manchester che comunque andava, se non era per Chiere e Tomori, ce ne facevano altri due. Esatto, esatto. E tu mi citi Tomori e a me viene in mente, insomma, quello che non si è fatto nella mia squadra a gennaio, perché il Milan, nonostante, insomma, abbia sofferto tantissimi e continua a soffrire di tantissimi infortuni, come il Napoli e come tante altre squadre in Europa, però io devo dare atto al Milan che comunque su gennaio si sono impegnati, hanno comprato, hanno preso Tomori, hanno preso Meite, hanno preso Mandzukic e quindi mi dai proprio un'idea di chi ci vuole provare fino in fondo, quindi veramente devo fare complimenti. Sì, più che altro io mi metto nei panni di Tomori che era panchinaro al Chelsea, cioè ormai la panchina c'aveva proprio il suo nome stampato. E con Lampard, io ho progetti per questo ragazzo, ma poi i progetti erano la panchina di base. E poi in Meite, cioè lui giocava per la salvezza, quando giocava, per la salvezza col Toro, e nemmeno 2 mesi dopo si è ritrovato a giocare all'Anfield titolare e a fare una partita assurda, perché ha fatto una partita assurda, Mete. Era dovunque insieme a che sì, cioè li vedevi dappertutto. Erano difesa, un attacco, un centrocampo, andavano a raccattapalloni, tutto, dovunque. E Tomori ha fatto la differenza. Se c'era Romagnoli non lo so, per quanto possa voler bene al capitano, non lo so se avremmo raggiunto quell'1-1 che ci va stretto di base. Per me ci va stretto. È chiaro. È chiaro. In vista della partita col Napoli mi arrivano notizie di tentativi di recupero almeno di un paio di giocatori importanti e quindi identifico in Theo Hernandez e probabilmente anche Çalhanoğlu. Tu credi che potranno partire addirittura titolari contro il Napoli? Allora, Theo molto probabilmente sì, perché per quanto riguarda Theo non era un infortunio, ma più un problema suo personale, non fisico. Ok. Cioè, fisico, ma non riguardante al campo. Ecco, non erano problemi di campo. Quindi credo che Theo possa benissimo partire titolare. Più che altro perché non sappiamo l'entità della pubalgia di Calabria, quindi potremmo tenerci Calabria saldo per Manchester e mettere sulla destra Dalot. Ecco. Invece che a sinistra mettere Theo e a destra, che è il suo ruolo naturale, mettere Dalot. E invece Sciala non credo parta titolare, perché comunque ha avuto diversi infortuni in fila, quindi non credo Pioli se lo voglia, tra virgolette, bruciare titolare col Napoli, ma metta Diaz, che ha fatto una partita in discesa, ha iniziato bene col Manchester e poi è andato calando. Quindi metterlo titolare gli darebbe quello spirito, quell'animo di cui ha bisogno Diaz e poi quando invece c'è da svegliare le truppe metti Çalhanoğlu che inizia a smestare palloni davanti sperando che Leao faccia qualcosa se non guarda il pallone che gli passa davanti. C'è un attimino di polemica sul giovanotto che magari da prima punta forse soffre più, forse dà il meglio sull'esterno. Leao è il Balotelli dei nostri tempi. Ecco. Cioè, ha i piedi, è bravo, ha il dribbling, ha potenza, ha fisico, riesce. Cioè, l'azione che poi ha portato al gol, quindi ha portato all'angolo, se ne ha saltati 4 e l'ha cercato quell'angolo. Non ha cercato il gol, ha cercato l'angolo. Si è visto, quindi ce l'ha l'idea del gioco, la visione di un'azione, riesce a averla. Il problema è che lo vedi in campo, che si guarda intorno. Gli dai un pallone e cerca di fare la giocata di chi ha palla al volo, ma stoppala e buttala invece di provare a prendere al volo e fa liscio. Cioè, Leao non ha la testa, è giovane, va bene, ma io vedo Tonali che è giovane, anzi più giovane di lui, e quando entra in campo, anche se non fa benissimo, ma c'è in campo. Quindi non è un problema di età, è un problema proprio di testa.
Ci sta tutta. In chiusura, Asia, io ti ringrazio per la disponibilità. Ti chiedo, perché visto che noi imputiamo al Napoli anche di non essere tanto ben strutturato a livello societario, ti chiedo quale secondo te è stato l'impatto di Maldini in società, il suo ruolo e l'importanza che può avere avuto in un Milan che, ricordiamo, prima del primo lockdown era comunque in difficoltà. Pioli era contestato, comunque non godeva, si parlava, no, della rivoluzione tedesca da fare. Che tipo di impatto ha avuto Maldini secondo te? Maldini intanto ha portato tanta fiducia, perché quando in campo, in allenamento, ti vedi entrare Tizio X, sì, ok, di pallone ci capisce, ma è uno che è sempre stato in finanza, è un conto. Quando poi ti vedi scendere Paolo Maldini, ha un altro conto, che ha fatto la storia del Milan, la storia del calcio italiano, è uno dei migliori difensori del mondo. Quindi diciamo che almeno a livello psicologico dai un'altra marcia ai ragazzi. Poi riesce a riconoscere il talento. Quando Teo Hernandez tutti lui dicevano no vabbè ma è il fratello di Lucas, è il fratello quello meno bravo di Lucas, e lui disse no, vieni. Il Real Madrid ha perso uno dei migliori terzini che ci sono adesso, Senza dubbio. perché lui ci ha visto lungo, ha visto che uno come Teo Hernandez in un Milan strutturato in un determinato modo riusciva a dare il meglio di sé, come ha capito che nonostante Ibra avesse 39 anni poteva ancora dare il suo impatto, almeno a livello mentale, perché infatti i due incontri, cioè i due arrivi sono concomitanti. È arrivato Maldini, è arrivato Ibra, Pioli ha preso la linea giusta e il Milan ha fatto questo modo. È tutto un discorso che Maldini ha portato la mentalità Milan che si era persa. Quello del noi siamo la storia, noi siamo l'Europa, torniamo dove siamo. Sarà una scalata ardua, impervia, ma ce la facciamo. E i giocatori hanno fatto, andiamo. È proprio così che la vedevo da esterno, e tu mi dai una conferma, insomma, che lo spessore proprio della figura, che è di calcio, quello che ha vissuto, insomma, oltretutto figlio d'arte, quindi una persona che proprio nel sangue c'ha il calcio, c'ha l'essere campione, proprio un top sotto tutti i punti di vista, ti cambia anche quello che è la percezione nello spogliatoio, sicuramente. Sì, sicuramente. Asia, io ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità, e in bocca al lupo per domenica sera, che sia una bella partita, che vinca il migliore o che vinca il più fortunato, perché molto spesso è anche una questione di fortuna, diciamoci pure quello che è, no? Pallone tondo. È tondo sicuramente. Amici bellini, Asia Gallo, andatela a seguire tutti quelli che vedranno questo video su Instagram, e speriamo sarà una grande partita. Ciao a tutti. Amici bellini, siamo arrivati a 5.000, bravi, ma adesso abbiamo un altro obiettivo, sono i 7.500. Dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse. Iscrivetevi al canale, c'è stato da avere solo, non mi ricordo come mi chiamo.